L'obiettivo è quello di mettere in contatto giovani laureati e studenti con le realtà del tessuto produttivo sardo e nazionale e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. Con questo filo conduttore, condito da colloqui, seminari, workshop e talk dedicati al mondo del lavoro, prende il via domani, giovedì 12 e venerdì 13 gennaio, alla Fiera di Cagliari, il Career Day 2023. L'evento, organizzato dall'Università di Cagliari in collaborazione con l'Assessorato regionale al lavoro e l'ASPAL, coinvolgerà 84 aziende e oltre 600 studenti. Giunto alla seconda edizione, sarà incentrato sui temi della transizione ecologica e digitale e si parlerà anche di nuove professioni, mobilità transnazionali, ricercativa di lavoro, personal branding e web reputation. Questo evento, ha dichiarato il prorettore Fabrizio Pilo, è il primo tassello di una serie di iniziative dedicate al mondo del lavoro per dare nuove opportunità ai nostri laureati. Vogliamo lanciare un messaggio positivo ai giovani. Dal punto di vista tecnico-scientifico, le università sarde si collocano ai livelli degli altri atenei. Alla luce di ciò, e anche per creare un freno alla cosiddetta fuga dei cervelli, l'assessore regionale al lavoro Adalai ha sottolineato che i giovani devono essere i protagonisti della nostra società. È proprio l'alta formazione che permetterà ai nostri giovani di restare. Il nostro progetto è quello di far ritornare i sardi nell'isola. Dopo l'esperienza acquisita fuori Sardegna, i giovani devono tornare nella loro terra.